Dovevamo in qualche modo contestualizzare la storia di un grande bagnino, di un grande tombeur de femme, che aveva vinto questo premio Mister Bagnino, il più bel bagnino dell'Adriatico, e questo più bel bagnino dell'Adriatico doveva vivere e lavorare su una spiaggia frequentata molto, soprattutto dalle ragazze e dalle donne negli anni '70 tedesche. Ecco, allora in una specie di sondaggio abbiamo scoperto che Jesolo era quasi alla top. Per questo, da fine maggio per circa 3 settimane, il litorale veneziano sarà uno dei set del prossimo film di Pupi Avati. Il grande regista, che tra 2 giorni riceverà un altro premio alla carriera, ha già effettuato i sopralluoghi nella località sentendosi piacevolmente accolto, insieme al suo staff e alla Veneto Film Commission. Poi va velocissimo nel location scouting Avati, devo dire, guarda, ha già in testa che cosa vuole e battezza le location, come si dice in gergo, abbastanza, insomma, molto, anzi molto rapidamente. Un senso dell'accoglienza che per esempio a Roma nel Lazio non lo trovi più nei luoghi del cinema, sono abituati, anzi alzano subito gli occhi al cielo e ti chiedono quanto mi dai, perché questa è la prima cosa che ti chiedono. Qua nessuno ha parlato di niente, ha detto ci auguriamo che torniate, quindi era proprio l'atteggiamento opposto. Noi ci auguriamo che questo sia un film memorabile per la città. Abbiamo accolto il maestro Pupi Avati nel nostro territorio, ringraziamo anche Veneto Film Commission nella regione Veneto per credere insieme a noi a questo che può essere un nuovo filone per promuovere il nostro territorio, promuovere la nostra città e far conoscere al mondo quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. Il film, classificato tra il drammatico e il thriller, promette una narrazione densa di emozioni e riflessioni. Con un cast di attori che vanno da Massimo Ghini alla Ferrari, alla De Sio, alla Sastri, probabilmente a Bova, insomma una serie di attori che, che sono stati un po' concentrati più sulla televisione che sul cinema o su altre cose, e restituire loro, dando loro un'opportunità di fare un bellissimo film, perché la storia di questo film è bellissima, non perché l'ho scritta io, ma perché lo è proprio. Protagonista un noto conduttore televisivo italiano che ha costruito la sua carriera su alleati fedeli e mosse di potere strategiche. Dietro il suo sorriso affascinante però si nasconde un passato travagliato e all'apice della fama farà un viaggio che cambierà tutto.